E adesso la pagina politica, mancano meno di 3 mesi alle elezioni amministrative a Bari. Nel centrodestra Mimmo Di Paola spera nell'appoggio di Fratelli d'Italia, mentre De Caro attira nella sua coalizione l'Italia dei Valori e incassa i dati dei primi sondaggi, come ci racconta Fulvio Totaro. 7 punti di vantaggio di De Caro su Di Paola. Cominciano a circolare i primi sondaggi sulle prossime comunali a Bari. Nelle mani del centro-sinistra ci sarebbe una rilevazione che assegna il 43% dei consensi al parlamentare del Partito Democratico e il 36% al suo principale avversario, sostenuto dai partiti di centrodestra. I candidati non commentano. Antonio De Caro è al lavoro per consolidare la coalizione. Addirittura d'arrivo l'accordo con il Centro Democratico di Alfonso Pisicchio e oggi il segretario nazionale dell'Italia dei Valori, Ignazio Messina, ha confermato il sostegno al candidato del centro-sinistra. Il progetto di una Bari che continui a crescere, che sia veramente protagonista nel rilancio del Sud, a partire dall'occupazione. L'Italia dei Valori porta avanti la campagna per una legge di iniziativa popolare sulla vendita dei beni confiscati alla malavita.